Oggi è una giornata molto bella, felice per i nostri ricercatrici e i nostri ricercatori, per la start-up, per la genetica appunto dei viticoltori, perché realmente oggi è un momento che si è passati dalla ricerca traslazionale all'attività. E io penso che il futuro possa essere in questo momento difficilissimo, roseo, perché le menti delle nostre persone, dei nostri ricercatori sono sempre attive e ci danno una grande felicità. Questo è un progetto sicuramente che supererà i confini dell'Italia e perché no? Pensiamo sempre in grande, perché tanto tornare piccoli è un attimo. È un traguardo importante perché dalla ricerca di base, dallo studio del genoma dal 2007 all'analisi di tutti i processi di regolazione, di trascrittomica, quindi di profonda analisi di base del funzionamento del genoma della vite, siamo arrivati fino a utilizzare singole cellule per poterle poi mutare con precisione e quindi fare questa genomica di precisione. E nel frattempo abbiamo anche trasferito i risultati della ricerca attraverso la costituzione di uno spin-off che si chiama Edivite, che ci ha dato la possibilità di realmente mettere a sistema tutte le nostre conoscenze e la successiva applicazione. Le varietà coltivate di vite che non posseggono geni di resistenza o che hanno i geni di suscettibilità possono essere disattivati i geni di suscettibilità e renderle non più suscettibili alle malattie, e quindi una conservazione della biodiversità del panorama all'italiana e la possibilità chiaramente di rendere la viticoltura molto sostenibile, ambientalmente sostenibile, economicamente sostenibile e quindi vicina al futuro della viticoltura. Noi abbiamo cercato di aiutare la pianta della vite da dentro, cioè abbiamo cercato di conferire alle nostre viti di interesse, diciamo più economico, la capacità di resistere ai patogeni. E come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto applicando queste tecnologie nuove, innovative, che hanno il nome di TEA, quindi tecnologie di evoluzione assistita, che consistono essenzialmente in andare a indurre delle mutazioni specifiche, mirate, precise in geni la cui attività può in qualche modo aiutare il patogeno ad entrare nei tessuti della pianta. Quindi l'obiettivo era quello di disattivare questi geni, cosa che avviene normalmente in natura. Questa conoscenza l'abbiamo acquisita da mutazioni spontanee che sono avvenute in altre specie e noi l'abbiamo ricreata nella nostra pianta di vite, non alterando altri geni, e l'assetto genetico è rimasto quello esattamente delle nostre varietà di interesse. Andando a togliere questa attività, quindi questa funzione biologica, noi facciamo sì che la pianta possa reagire e interagire col patogeno in maniera più sicura, cioè il patogeno non può più entrare all'interno dei tessuti della pianta.